Ma guardi, io credo che però stiamo effettivamente esagerando, un TSO non viene applicato in genere per quanto riguarda la mancata vaccinazione. Noi abbiamo già dei vaccini obbligatori e questo non è previsto. Dopodiché, ripeto, io sono convinta che la vaccinazione, soprattutto in Europa, è quantomeno sicura perché abbiamo i 3 vaccini che hanno fatto tutte le fasi previste dalla normativa, che è anche quella del controllo e della prova, cosa che in altri vaccini non è stato fatto quantomeno a livello europeo. A livello europeo si chiede molto di più, sono fasi più restrittive rispetto ad altri vaccini, per cui già questo è un po' una garanzia. Se poi pensiamo che appunto i ritardi nella consegna, nella fornitura di vaccinazione è anche per questo motivo, perché sarebbe stato facile magari servirsi, abbiamo visto quante regioni hanno provato quantomeno a vedere se c'erano altre forniture, però sempre all'interno dei vaccini che comunque sono quelli garantiti a livello dell'Unione Europea. Dopo sappiamo perfettamente che le difficoltà ci sono, magari possono avere degli effetti collaterali, sappiamo anche però che da quello che dicono gli infettivologi e quantomeno i virologhi dicono assolutamente che quantomeno il vaccino copre dalla gravità della malattia, e questo è già qualcosa, perché una terapia intensiva è molto pesante, così come le conseguenze in certi casi per quanto riguarda il Covid. Credo che il vaccino vada fatta una buonissima campagna informativa, questo sono perfettamente d'accordo, però nemmeno pensare che l'obbligatorietà comporterebbe qualcosa di eccessivo come magari un trattamento sanitario. Vero anche che credo che la libertà sia un presupposto fondamentale, però pensiamo anche che il tesserino di cui si parlava prima probabilmente lo chiederanno anche all'estero.